non va bene per niente, e questo ulteriore esempio che ha fatto Valentina sui tabelloni dell'orario dei treni che ti dicono siete insetti, secondo me è un anticipo di una comunicazione più importante, è comunque una trasmissione di emergenza, e questo costituisce, fa vedere perché questo non serve solo a noi e darci un segnale, ma anche a parlare all'elite. Noi possiamo controllare finanche questo, quindi se noi decidessimo di forzare trasmissioni televisive su tutti i canali piuttosto che video formativi su tutti i telefonini, potremmo farlo. Riusciamo addirittura sui pannelli delle Ferrovie dello Stato a dire qualcosa. Ma infatti la cosa... non è sul pannello dell'orario dei treni, era in mezzo. No, è comparso anche in mezzo all'orario dei treni. Sì, no. Cioè, è una riproduzione di un pannello di un orario dei treni su 2 monitor che si trovano nella stazione Termini a Roma e si trovano nell'atrio, sono gestiti da una società privata, e quella è una campagna pubblicitaria. Hanno utilizzato lo sfondo di un monitor Gianfranco, ma non è così. Treni, e di conseguenza su quello ci hanno poi sovraimposto. Non è vero, Gianfranco, non è così. Ma non è vero. Ma Gianfranco, è sparito l'orario dei treni, è spuntato scritto siete insetti. Non sei disinformato. Allora, quel monitor, se lo osservi nell'immagine che ha fatto vedere prima Mesbet, ti riconosce benissimo, a parte il fatto che io l'ho visto personalmente. Ma se pieno, io ho visto pieno di video del monitor esterno che si trova. L'ho postato sul mio canale, ragazzi, non è così. Guarda, lo vedi? Non è ma quello è un altro, a parte che quello non è il monitor dei treni. Quello che viene scritto, ce ne sono, quello è uno degli altri, no? Vi sbagliate. È comparso. Compare questa scritta su un finto monitor dei treni che viene impresso. Non è vero. È proprio l'orario dei treni. Sul mio canale c'è un video YouTube che riprende, perché non è successo solo in una stazione, a 5-6 stazioni è successo questo, e riprende l'orario dei treni, è sul tabellone dell'orario dei treni. Pubblicitaria della nuova serie di Netflix. Questa è una versione. No, scusate, no, voi mi dovete spiegare che cazzo c'entra quel titolo lì con siete insetti. Cioè non c'entra niente, è un'invenzione bella e buona, non ha neanche filo logico. Cioè, ma ragazzi, ma state diventando fuori proprio. Questa è la versione che è stata. L'hanno detto, però si sono giustificati così. C'è il cappuccetto rosso, siete insetti, è la stessa logica, ma stiamo diventando analfabeti funzionali proprio? Ma io ve lo chiedo veramente, cosa c'entra con quella serie? Io ho letto la trama, non c'entra niente. Il monitor. Dell'orario dei treni. Allora, fermi tutti, arrivavo da te Gianfranco, tanto facevo il giro. Vabbè, cambia poco. Io per curiosità sono andato a vedere anche ho visto anche fatemi parlare. Ho visto anche la prima puntata dei Tre Corpi, l'ho mollato lì, una cagata. Però anche qua, come al solito, c'è sempre la versione che, perché su alcuni media l'hanno giustificata così, secondo me c'è altro. Fra l'altro domani magari farò anche un approfondimento sul questa cosa della mentalità insetto, sul azzerare il libero arbitrio, l'individualità dell'essere umano, no? Rispetto al siete insetti, che quindi in realtà l'entità è l'alveare, lo sciame, e non il singolo, che perde completamente di valore, di identità, un po' un déjà vu. Scusate, ma dove ci arriviamo? Ma se un pannello pubblicitario, no, se è un pannello pubblicitario, che ci sia una scritta sul pannello pubblicitario, dov'è la notizia? Ma ragazzi, ma siete proprio fuori? No, in quel caso la notizia che non è un pannello pubblicitario. La notizia era che lo vedi quel pannello, che guardi quella foto e lo vedi. Ma a parte che perché quello non è un pannello pubblicitario, ma lì c'è l'orario dei treni.
perché quella lì è No, l'uscita laterale della stazione dei treni, non è un pannello, non c'è l'orario dei treni, te lo posso dire. Lo verifichiamo, lo verifichiamo, cercheremo di capire. Però allora, aspetta, così ti spiego, Gianmarco. Molto quello che Gianfranco dice è che la notizia sarebbe, secondo alcuni, quella roba lì era una pubblicità, ma molti si sono infastiditi, allora ha fatto, le persone che l'hanno visto sono rimaste, si sono lamentate di questa. Vado a prendere il video e ve lo posto, così vediamo i pannelli pubblicitari, ve lo posto, ve lo vado a prendere, che è sul mio canale. Nel frattempo, ecco, Gianmarco mi ha mandato anche del materiale e si è ricollegato. Gianluca, è importante che tu mandi l'articolo dove riferisce la notizia, dove si capisce che, come dico io, più il video dove si vede che io frequento abitualmente, viaggio molto. Allora, se leggi, te la dice proprio nei pannelli delle comunicazioni dei treni, lo dice proprio chiaramente. In più il video, vediamo se riusciamo a zoomarlo. L'articolo di Milano Today che lo parla per la stazione di Milano, quella di Roma già sappiamo che è così, quindi anche Milano la stessa cosa. Però ok, questo mi hai mandato due cose, adesso le ho girate a Mesbet, ecco, questo è uno che hai citato in Today. Mesbet sta provando anche a zoomarlo, il pezzo, a zoomare la parte dove dice che non sono pannelli pubblicitari e quindi non ci sarebbe nessuna notizia, perché in un pannello pubblicitario uno può scrivere quello che vuole. Io nel 1993 sapevo che sarebbero comparse scritte Forza Italia con un bambino, preparatorie alla nascita di Forza Italia, ma quelli erano pannelli pubblicitari, non erano le annunciazioni dei treni. Che dice lì? Non vedo, che piccolo. Questo sito fa difficoltà a zoomare, ma ci stiamo provando. Campagna di comunicazione lanciata da Netflix per sponsorizzare Free Bad Problem. Vabbè, la nuova serie fantastica. Sì, questo è perché era quello che ti dicevo, che poi loro stessi nelle notizie mettono questa frase. Sì, questo è Milano Today. Che lo abbiano messo non c'è dubbio, ma vedi però dove è comparso la scritta. Sì, era quello che dicevo prima, che avevate entrambe ragione. Sì, ecco, questo è il monitor pubblicitario sulla stazione Termini. Non è il monitor pubblicitario, quello non questo è un altro monitor pubblicitario della stazione Termini, esattamente come no. della stazione. Non vai nella stazione Termini da un sacco, vedi, questo è Milano da un sacco di tempo, in effetti, però questo addirittura fanpage dei treni. Ma scusa, ma perché non metti l'articolo? C'è scritto proprio, ti ho mandato l'articolo di Milano Today dove lo dice chiaramente. L'abbiamo già visto, era quello. Allora, nel titolo c'è scritto, perché c'era la scritta siete insetti sui monitor delle stazioni di Milano, e sotto dice bene proprio. Marco, ma è una grande trovata pubblicitaria, non si può fare, è un servizio pubblico quello, non si può fare, sei proprio a digiuno di diritto, di logica. Allora io non lo so se tu lo fai apposta per farmi incazzare o qualcuno ti paga per creare disinformazione e per addormentare la gente che ci vede. Io questo non lo so. Mi paga per creare disinformazione. No, tu lo fai, non secondo me o lo fai per farmi che motivo c'è di arrabbiarti per una cosa del genere? Oppure lo fai perché qualcuno ti vuole che tu faccia ma che motivo c'è di arrabbiarsi per una cosa del genere, Gianmarco? Perché è evidente che non si può fare una alla volta. Allora, Gianmarco, ci hai mandato l'articolo e l'abbiamo fatto vedere. Che si stabilisca se la scritta è saltata fuori sui pannelli in cui devono stare scritti per una funzione pubblica all'orario dei treni, o se hanno utilizzato dei pannelli pubblicitari, perché in un caso non c'è la notizia. Allora, vediamo. Non c'è opinione, questo è un fatto. L'opinione si può avere nel dire che moriremo tutti domani, quella è un'opinione. Domani non moriremo tutti, quindi non è neanche quella un'opinione. Però su questa cosa, se mi ascolti, non c'è opinione. Io voglio che sia, se mi ascolti, ho ragione io, ho ragione lui. Però allora, siamo in diretta, a me mi interessa con voi. No, Gianluca, a me interessa. Allora, Gianluca, a me interessa perché io voglio capire
con chi faccio questo genere di trasmissioni, perché dato che io non sto in Ucraina e so benissimo quello che faccio, voglio capire se magari un italiano che sta in Ucraina e che sempre più mi fa incazzare quando, non solo me, quando fa le sue produzioni. Guarda, io non sono in Ucraina. Bene, educata e a modo. Io non sono in Ucraina. Lo fa perché allora, magari qualcuno facciamo così. Allora, fermi tu, fermi tutti. No, allora, mutali tutti e due perché adesso parlo io. Adesso parlo io e vediamo poi la continuazione. Se mi dite in diretta lo verifichiamo. Dopodiché, Gianmarco, ti invito a non dire pagato o non pagato. Gianfranco può evitare di stuzzicarti su alcune cose per farti in qualche modo esplodere, perché se è vero o non è vero lo si può verificare senza giocare su questo giochino del beccare, perché personalmente comincio a essere stanco. Dopodiché ognuno può fare cosa vuole, apriamo i microfoni, con calma lo verifichiamo, però senza provocare nessuno, senza offendere e senza dire, perché fra l'altro questo vizio del tizio è pagato da tizio di solito lo fanno altri canali di cui io non mi vado a mischiare, quindi a me non frega nulla. Questo è un salottino, chi ha piacere di venire venga, però smettiamola col battibecco perché non mi fa più piacere. Detto questo, però, giustamente, verifichiamo questa cosa. Cerchiamo di capirlo, adesso mi attivo anch'io, cerchiamo un riferimento di qualche articolo dove si capisca la differenza. E lo proviamo a fare. Dateci solo il tempo, facciamo un altro giro tranquillo, perché così quando ci torniamo abbiamo un articolo che mette in qualche modo il punto a capo su questa vicenda. Proseguiamo. Ok, allora No, volevo... Allora, Gianluca, posso dire, Gianluca? Sì. Allora, poiché non mi paga nessuno a me e io le faccio per piacere le cose, e poiché mi sono incazzato, io con massimo rispetto nei tuoi confronti, nei confronti di Valentina, io me ne vado a vedere la televisione, mi vedo una partita di basket. Mi dispiace per quanti seguono questa trasmissione, però io non intendo più stare qui a subire questo genere di provocazioni, questa risatina del cazzo che mi viene fatta quando io dico le cose, perché questa risatina o è comprata o è segno di poca intelligenza. Questa è la mia opinione e non me ne fotti un cazzo della sponda che mi richiedi tu, perché qua ci va la mia onorabilità di mezzo. Va bene? Ecco, ti saluto, buonasera a tutti.